Non c'è solo il fronte dei contrari a quello che a Venezia si è già guadagnato il titolo di matrimonio dell'anno tra Jeff Bezos e Ryan Sanchez. Dopo le polemiche e l'azione dei contrari, che si è meritata anche l'attenzione oltreoceano del celebre quotidiano New York Times, coloro che sono invece a favore e vedono di buon occhio l'arrivo in laguna della coppia scendono in campo. Dopo il puntuale intervento anche di Don Gianni Antoniazzi, parroco della parrocchia dei Santi Gervasio e Protásio a Carpenedo, in un articolo sul bollettino parrocchiale Lettera Aperta, in centro storico nasce a Venezia il comitato spontaneo Yes Venice Can, sì Venezia può, che mette insieme albergatori, negozianti e categorie economiche. A sostenere il comitato in prima fila l'Associazione Veneziana Albergatori, con il suo vice direttore Daniele Minotto. Non è un problema reale quello che sta venendo discusso e portato all'attenzione del mondo, anzi è un momento di quasi invidia che non di reale criticità. Quando ci sarà la mostra del cinema avremo molti più yacht di quelli che verranno in questi giorni, che saranno alcune imbarcazioni sicuramente grandi, sono circa 200 ospiti, quindi per una città che ospita ogni giorno più di 100.000 persone non è sicuramente un problema. Il matrimonio porterà presenza in laguna di grande qualità. È un evento importante perché promuove la città, perché fa dare un'immagine di una città non d'élite, ma che può ospitare eventi di alta portata, di portare quella che è il turismo di qualità, quello che serve a evitare quell'immagine di città, di turismo di massa che oggi viene troppo spesso fatta vedere all'esterno. E questo davvero è l'inizio di un percorso nuovo che permette di migliorare quello che è l'impatto del turismo in città.